Sindaco, Naro entra a far parte anche quest'anno della Via dei Tesori, dei Borghi dei Tesori. Ecco, parliamo di questa iniziativa che si svolgerà nei prossimi 2 fine settimana. Sì, nei primi 2 anni abbiamo fatto parte della Via dei Tesori, come ben lei ha ricordato. Quest'anno facciamo parte di questo Festival dei Borghi ed è una cosa insomma, che ci lascia ancora una volta molto contenti, perché portare ancora una volta Naro alla ribalta e far vedere a tutti questo scrigno di tesori che noi cerchiamo di custodire nel migliore dei modi è una delle più belle soddisfazioni che può avere un'amministrazione. E certo, il momento non è tra i più favorevoli, dobbiamo dire, perché speriamo insomma di fra qualche mese poter dire addio a questa pesante cappa che è il Covid-19. Noi intanto dobbiamo sempre farci trovare preparati e in questo momento sfruttare, tra virgolette, questa grande opportunità che ci viene data, che è quella di far conoscere le nostre bellezze a più gente possibile. Quali sono i luoghi da vedere in particolare? Ma ce ne sono parecchi e vorrei che la gente lo scoprisse. Allora ricordiamo quando saranno gli eventi e facciamo un invito, diciamo, a chi ci ascolta a venire a Naro. Assolutamente sì, e io amo sempre mutuare una frase che non è mia: dateci qualche giorno del vostro tempo e vi regaleremo 3.000 anni di storia. I prossimi appuntamenti sono questo weekend del fine mese di agosto e il primo weekend del mese di settembre. Quindi venite a Naro, troverete oltre che le bellezze artistiche, troverete anche l'affabilità dei suoi cittadini. E poi ci sono poi tante altre buone cose da mangiare, un ottimo vino e ripeto, l'accoglienza dei naresi che è notoria. Ricordiamo che questa sera ci sono altri 2 eventi importanti, giusto così per ricordarlo. Sì, questo la ringrazio, lo faccio con piacere. Stasera noi inauguriamo presso i locali dell'ex Collegio dei Gesuiti Naro in miniatura, che è la realizzazione di alcuni monumenti di Naro ad opera della vicepresidente del Consiglio Maria Teresa Geraci e a seguire verrà presentato un progetto in cui si parlerà di come si costruisce una leadership al femminile, sempre nello stesso posto. Quindi sono 2 momenti importanti. Legheremo insomma la bellezza, l'arte, la cultura anche a cose più concrete che servono insomma a creare una coscienza nelle donne delle proprie capacità e di come si costruisce il proprio futuro. Quindi vi aspettiamo anche questa sera.